Era la fine del novembre del 43 quando Bisagno è venuto a prendermi. Aveva solo 3 anni più di me, ma lui era già grande, serio. Faceva quell'effetto lì a tutti. Alto, aveva un modo di parlarti, di guardarti negli occhi. Uno del giro del ferroviario, un comunista, aveva detto a Giulin: guarda che c'è un ufficiale che organizza quelli che non vogliono rispondere ai bandi, li porta in montagna. E Bisagno è venuto a prendermi. Parlava calmo. Le difficoltà, il pericolo. Non ha detto partigiani, resistenza, guerra. Forse avrà detto Italia o patria, che erano parole che al ferroviario si usavano poco. In caserma istruiva le trasmissioni gente che aveva alle spalle decine di mesi di naia e di fronte. Africa, Francia, Balcani. I superiori loro stavano alla larga, li temevano. Lui no, li conquistava. Con loro cantava, beveva, scherzava, comandava e puniva senza che nessuno trovasse ridire. Nello stesso tempo li istruiva. Arrivati a Chiavari, per esempio, avevamo scoperto che l'unica dinamo esistente era guasta da mesi. Un arnese che da solo occupava il rimorchio di un camion. Beh, lui l'ha smontata completamente, poi rimontata e fatta funzionare. Giorni e giorni di lavoro, da solo, nello stupore generale. Era uno che faceva sentire speciali quelli che lo incontravano. Anch'io potrei mettermi tra questi. Per un comandante non credo che esista una qualità più preziosa. Se hai qualche amico che la pensa come te, trovatevi tutti tra 3 giorni all'inizio del passo che da Sant'Andrea sale al monte. Portate a coprirvi e le scarpe più forti che avete e non dite a nessuno che ve ne andate. Io non ho avuto dubbi. Io volevo andarmene e basta. Via dalla riviera, da quelle case, i villeggianti, la stagione. Sì, era per i bandi, ma non solo. Giulin? Lui aveva la politica, era un gigante. Lui poteva vedere il mondo anche dal ferroviario, ma io non avevo letto i libri. Io per cambiare potevo solo andarmene. E poi sì, mi piaceva che qualcuno arrivasse lì al circolo e chiedesse: e il ragazzo dove è finito? E Giulin: non lo so, ieri è uscito e non è ancora tornato. Loro lì a parlare e io invece chissà dove. All'appuntamento Bisagno era già lì, ma nascosto. Poi abbiamo camminato tutto il giorno, fin sotto il monte Ramaceto. Poche parole. Non dite niente di voi, non chiedete niente a quelli che trovate lassù. Sceglietevi subito il nome e dimenticate il vostro. A me sarebbe piaciuto Ferrer, come l'anarchico che piaceva a Giulin. E invece poi mi hanno dato Lesta, come Lenin e Stalin insieme. Bisagno ci ha mollati in un casone e l'abbiamo rivisto dopo una settimana. I 2 che sono saliti con me, anche loro renitenti, loro hanno deciso di tornare indietro. Io sono rimasto. Così è cominciata. A fine novembre 1943 eravamo 4, ma proprio di numero. E lui ci addestrava, ci dava dei compiti. All'inizio chi ne sapeva della guerra in montagna, dell'organizzazione di una banda, dei lanci alleati e di tutto il resto. Lui però, già dalla fine del 43, con la neve, si era messo alla ricerca di un posto pianeggiante, in alto, lontano dalle strade e dai paesi dove far arrivare i lanci alleati. E a primavera noi, quando abbiamo finito di tagliare e spianare, con l'ultima neve per terra, per prima cosa ci abbiamo fatto una partita di pallone. Pochi giorni dopo è scesa dal cielo la missione Walla Walla. Americani. Erano 7, alti, bene armati, scarponi che lasciavano a bocca aperta e sigarette, tante. Voleva dire che si cominciava a fare sul serio. Noi non stavamo nella pelle. Conoscere i percorsi a occhi chiusi, diceva lui. E sapere il tempo che ci si impiegava, di giorno come di notte, perché i trasferimenti li facevamo di notte. Da dicembre 43 a marzo 44 è stato tutto uno spostarsi. Dall'Aveto alla Trebbia, da Acero a Barbagelata, lui insegnava come si attacca una sentinella, come si disarma un nemico, come lo controlli in marcia. Tutto veniva analizzato, discusso. Le parole, le controparole d'ordine, la scelta di un bivacco, come montare le guardie dove, come raggiungere un rifugio nascondendo le tracce. Si cammina all'indietro, rialzando l'erba calpestata. La sera c'era la discussione e la critica, a volte anche la punizione. La guerra non ammette errori, diceva Bisagno. La guerra, diceva. Così piano piano anche noi siamo entrati nell'idea che quella era già la guerra.
All'inizio era una situazione un po' ridicola, ma perché armi non ce n'era. Ma ci si poteva anche morire, e ci sono morti. Era bello, questo sì. Come se ognuno di noi avesse due vite. Ci chiamavamo con nomi inventati e chiamavamo con nomi inventati anche monti, paesi, rifugi, torrenti, tutto per proteggerci. Andavamo da una parte per non far sapere che volevamo andare dall'altra. Io di giochi non ne sapevo, ma perché da piccolo tempo per giocare non ce n'era. Ma una cosa come quella che facevamo lassù era troppo bella. Ci doveva essere sicuramente qualche gioco che gli somigliava. A marzo 44 eravamo ancora una trentina. Correvamo, salivamo, scendevamo, costruivamo depositi, cercavamo rifugi. C'era attesa. Bisagno, Bini, Marzo dicevano che presto sarebbero arrivati e in molti. Beh, meno male è andata così. All'inizio dell'estate sono cominciati ad arrivare. E noi, che eravamo già lassù, siamo diventati quadri. Una parola che manco conoscevo. Significava insegnare ai nuovi quello che avevamo imparato lassù. Siamo diventati i quadri di quella che poi si è chiamata Sesta Zona Partigiana. Sesta Zona Operativa Partigiana. Noi dicevamo la sesta. All'inizio pensavo, avremmo combattuto davvero. Se non tutta quella fame, tutto quel correre, a cosa servivano? Una settimana dopo l'altra ci sentivamo più forti, indipendenti. Eravamo pochi ma dappertutto. Conoscevamo sentieri, case, baracche, stalle, canili. Importantissimo sapere dove sono i cani per non farsi sentire. Andavamo di giorno come di notte, con qualsiasi tempo. Avevamo percorsi solo nostri. Eravamo diventati padroni della montagna. Uno stato. Piccolo solo sulle carte, a girarla a piedi non finisce mai. All'inizio dell'estate sono cominciati ad arrivare. E noi? Ed erano operai, studenti, soli o in gruppo, giovani, tutti giovani, ma non si faceva tempo a smistarli che ne arrivavano altri, centinaia, troppi. Gli altri, i tedeschi, i fascisti, lo sapevano, avevano informatori dappertutto, forse anche tra di noi. Hanno deciso che era il momento migliore per spazzarci via e ci hanno attaccato, accerchiato. E noi siamo andati un po' di qua e un po' di là, come nella canzone, a un pelo dalla disfatta. Eravamo convinti di aver perso tutto quando, dopo pochi giorni, abbiamo scoperto che invece c'eravamo ancora. Malandati, ma c'eravamo ancora. A salvarci non sono state le armi, è stata la voglia di non abbandonare la nostra virtù principale. E non sapevamo neppure di averla. Così, da una batosta, siamo usciti come se ne avessimo vinto. Dopo si è fatto un gran parlare della scelta. O di qua o di là e così via, stupidaggini. Perché tranne quei pochi di noi, ma pochi, che la sapevano più lunga, l'unica cosa certa era che da una parte c'era Salò, il fascio, i tedeschi, dall'altra non c'era un bel niente. C'era una strada, ma per sapere dove portava bisognava inventarsela, percorrerla. A Cichero avevano modo tutto loro di fare il partigiano. Io ci sono arrivato, che sarà stata la metà d'aprile del 44. Una quindicina, 5 ragazzi, che io ero il più giovane e gli altri tutti più grandi. Venivamo da un'altra banda che sarà stabilita sul Monte Antola. Lassù c'era 1 metro di neve, muoversi era un casino. A Cichero invece andavano e venivano sempre in giro, che ti chiedevi, ma cosa avevano tanto da fare? Giravano come orologi, ma contenti. Beh, la carica ce l'aveva data lui. Chissà come, perché era uno che di parole ne faceva poche. Beh, lui, Bisagno, era uno che ti colpiva, subito. Anche le parole a Cichero erano un po' diverse. Le nostre, sull'Antola, erano più politiche. Lotta di classe, rivoluzione russa, Lenin, la Spagna, cose che noi non ne sapevamo nulla. A Cichero invece erano più patria, coscienza. Bisagno, ad esempio, diceva l'Italia, il nostro paese, oppure la nostra patria. Parole semplici. Di noi sapevamo dir poco, ma a Cichero la tua dovevi dirla. Anche solo 2 parole in croce, ma dovevi dirla. E lì cominci a capire chi sei. Alla riunione serale si mangiava quel poco e poi si parlava di tutto. La politica, il futuro, che erano cose più dei grandi, ma sul quotidiano avevamo tutti da dire.
La nostra era una guerra che aveva bisogno di parole chiare e di principi, ma uguali per tutti. Come principio, il più importante era che la nostra sopravvivenza l'avevamo messa nelle mani di quelli di lì, dei contadini della montagna. A loro dovevamo rispetto, anche se non simpatizzavano con noi. Non esporre del pericolo e mai infilarli nelle nostre iniziative. Noi, dicevano Bisagno, Bini, Moro, dobbiamo imparare da loro il passo, la disposizione, la fatica, tutto. I contadini restano, noi passeremo. Così diceva Bisagno. Poi sono arrivati i messaggi di Radio Londra e poi ancora i lanci, che c'erano le scarpe, le armi, un sacco di roba mai vista. E pian piano ci siamo detti, ma vuoi vedere che siamo davvero importanti? Lì si capisce, anche le parole hanno cominciato a cambiare. I grandi ci parlavano dell'uomo nuovo, del mondo nuovo che sarebbe venuto dopo la guerra. Discutevamo su come avrebbe dovuto essere, su diritti, doveri e tutto il resto. Però era un mondo anche bello severo, tirava un'aria. Per delle scemate come piccoli furti o altro abbiamo processato e perfino fucilato dei nostri. Io avevo più paura di essere processato dai miei che di finire nelle mani degli altri. Un partigiano, un mio amico, aveva fatto una cosa vietatissima. Aveva scambiato un pezzo di seta di paracadute con delle patate, che però avevamo mangiato tutti. Ci ha rischiato la pelle, abbiamo votato e per 2 voti non è finito al muro. Un altro aveva cambiato una guardia senza avvisare il comando. Finito. C'era l'ordine di sparargli a vista. Si è nascosto e passati 15 giorni c'è stato un chiarimento e l'ha scampata. A inizio estate del 43 invece arriva al campo un partigiano che aveva sequestrato il podestà di Recco. Ma era un impiegatuccio, una bertuela, uno che non sapeva di nulla. Lo interroghiamo e sto qua accusa il partigiano di averci preso soldi e orologio. Il partigiano si difende. Quella belina è un porco fascista. Niente. Fucilato sul posto. E il podestà, fa male a dirlo, l'abbiamo mollato. Molti arrivati lassù annusavano l'aria e poi se ne andavano. Restavano solo quelli a cui piaceva l'idea di base, che poi era l'onestà. Nessun abuso delle armi, mai mettere a rischio i locali, niente prepotenze. Anche non essere crudeli. Armi ne maneggiavamo e potevamo usarle come ci girava. Senza un ideale forte ci si mette poco a diventare dei banditi. A me le armi piacevano, mi tranquillizzavano, mi davano sicurezza. Le divise americane che da un certo punto in poi portavamo tutti erano piene di tasconi, anche sulle gambe. Io le avevo riempite di caricatori, appese portavo le bombe a mano, avevo 2 pistole, e portavo i binocoli e il mitra e alla fine mi chiamavano l'albero di Natale. Era un ambiente di uomini. Uomini armati che si facevano ammirare e obbedire da uomini. Maschi, orgogliosi, che in segreto pensavano alla casa, alla mamma e vantavano fidanzate che quasi mai esistevano. Verso le armi ho un senso di ripugnanza. Ero convinta che fossero necessarie, ma tutto quel manovrarle, esibirle, sì, perché la montagna era un luogo molto teatrale. Ogni partigiano aveva un modo tutto suo di portare l'arma o il fazzoletto, o di prendere la parola. Ma a giugno 44 di armi ne giravano ancora poche e di sparare si parlava soltanto. Però ne avevamo di bisogno. Quelli vengono a prenderci e noi qui senza armi cosa facciamo? Il fatto è che finché non ci ammazzi qualcuno, delle armi c'è una strana idea. La prima volta che ho sparato e ucciso qualcuno, sono rimasto lì, come uno scemo, aspettando che quello si rialzasse. È vero che la guerra rende normale la morte, ma io alla guerra non c'ero preparato. E noi partigiani in guerra ci siamo finiti senza volerlo. Per vivere. Io no. Io la guerra la cercavo. Volevo menare le mani, combattere. A Cichero sono arrivato i primi di maggio del 44. Avevo 21 anni, studiavo giurisprudenza. La mia era una famiglia di antifascisti liberali. Mi chiamo Lazzagna, Giovan Battista Lazzagna, Carlo da partigiano. Il comunismo l'avevo scoperto all'università, insieme a Giacomo Buranello. Giacomo era studente, come me. 2 anni di più, ma non c'era confronto. Fuori dal comune, in tutti i sensi. E te lo faceva anche un po' capire. Un giorno mi ha chiesto se volevo entrare nei GAP. Te la senti di fare attentati? I GAP, i gruppi d'azione patriottica, operavano in città, sabotaggi, attentati, esecuzioni.
un incubo solo a pensarci. Io sognavo di combattere, ma non così. Volevo una guerra normale. Ho detto di no. Lui, per fortuna, ha capito. Quando sono arrivato a Cichero ho trovato un gruppo di 80-90 persone addestrate più a passare inosservate, a nascondersi, a prepararsi per una guerra che non aveva niente in comune con quella che io immaginavo. La prima sensazione che ho avuto è stata di una libertà meravigliosa e di una bella intransigenza. Era quello che cercavo. C'era già una disciplina condivisa che però era discussa di continuo. Tutto era alla pari, tutto discutere, tutto dividere, compreso il mozzicone di sigaretta, rarissimo. Era il gioco del condividere, dell'essere uguali più del possibile. Chi non ci sarebbe stato? E poi era primavera, le facce già rosse dal sole, la convinzione che la guerra sarebbe finita di lì a poco. E trovarsi finalmente tra noi, giovani, in un luogo dove eri considerato, dove ti chiedevano cosa pensavi. Era fantastico, perché era un mondo allegro, pieno di scherzi, di prese in giro. Sì, cose forse un po' stupide, ma liberatorie. La città era impaurita, silenziosa. E noi, lassù a cantare a squarciagola, mica canzoni eroiche, La più battuta era Viva la nostra cricca, poi veniva Rosamunda e dopo, ma solo dopo, la Guardia Rossa. Ecco s'avanza uno strano soldato, viene da oriente, non monta destriere. La manca callosa ed il viso abbronzato, è il più glorioso fra tutti i guerrieri. Noi ci sentivamo come gli strani soldati venuti da lontano, gente di passaggio che salvava il mondo. Ci sentivamo importanti, perché il giovane allora, studente, operaio, era escluso dalla vita, proprio escluso. Non contava né in casa né fuori. In montagna siamo diventati grandi, di colpo. Viva la nostra cricca, squadra dell'allegria, e tra i partigiani non c'è malinconia. Viva le nostre gite, su e giù per le salite, podechim, podechim, podelà, podechim, podechim, podelà, finché a casa si tornerà. Ma a me piaceva, ecco, mi piaceva. Tutto nuovo, tutto bello. Dai del tuo a tutti, sia un comandante, sia uno della tua età, sia uno che non conta niente. Era la stessa cosa. E si pensava, la democrazia sarà forse così, ma come quella lì, come in montagna, non l'ho mai più sperimentata. Ecco. Fan parte della nostra cricca, quelle fanciulle belle che allegre sempre in gamba non rimarran zitelle, e noi che figli siamo. Beviam, 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 se non beviam le botti, beviamo i bottiglion. Hey! In pochi giorni si scopriva che eravamo cresciuti nell'ignoranza, sommersi da parole vuote. Non sentirle dava già un senso di benessere. Tutta una scoperta, l'amicizia, i luoghi e il silenzio. Forse lassù è stato proprio il silenzio la prima sensazione di una vita nuova. Viva la nostra cricca, squadra dell'allegria, e tra i partigiani non c'è malinconia. Viva le belle gite, su e giù per le salite, podechim, podechim, podelà, podechim, podechim, podelà, finché a casa si tornerà. Podechim, podechim, podelà, podechim, podechim, podelà, finché a casa si tornerà.